Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Riscatto, questo è il diktat di Malerba, tecnico dell'Eclisse dopo il pareggio con il Giorgione di domenica scorsa, che sa di occasione mancata, ma da superare. C'è il Borgo Valbelluna di Tribolla che sostituisce De Battista oggi in panchina, anch'esso a quota 22 punti, che venderà cara la pelle dopo essere stata sconfitta nell'ultimo turno in trasferta dalla Marosticense. Amici sportivi, buon pomeriggio e ben collegati con lo stadio comunale Raffaele D'Agostini di Pieve di Soligo, dove per la 18ª giornata del campionato di calcio Eccellenza Veneta 2025-2026, terza di ritorno, si affrontano l'Eclisse Careni Pievigina e il Borgo Valbelluna. Coordinamento tecnico di Matteo Denoni, mentre vi presento ufficialmente una nuova voce e speriamo anche volto della squadra di streaming sport che trasmette le partite dell'Eclisse, Matteo Archimede, giornalista della Tribuna di Treviso. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti gli spettatori. Oggi mi aspetto una partita combattuta tra queste due squadre che lottano per la salvezza. Sono attualmente a pari punti, all'andata era finita 0-0. Speriamo di godere di qualche emozione in più al ritorno, di qualche rete. Entrambe le squadre a 22 punti, entrambe hanno all'attivo 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Il ruolino esterno del Borgo Valbelluna recita che in 9 partite una sola vittoria è giunta, 2 i pareggi e 6 le sconfitte. La differenza reti è a -7 in casa, l'Eclisse invece vanta 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte e la differenza reti è pari a 0. I gol fatti nel totale sono 15 dell'Eclisse fatti e 21 seguiti, il Borgo Valbelluna 19 appunto per lo 0 in casella. Marcatori per l'Eclisse Careni Pievigina e De Zotti con 3 reti assieme a Gasperini e Telesi. Canato, ultimo acquisto, una realizzazione. Nel Borgo Valbelluna Fiabane guida la classifica dei cannonieri con 5 reti, con 2 rigori nel mezzo, Betz a 4 e Pilotti 3. Stato di forma, l'Eclisse nelle ultime 5 partite ha totalizzato 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.
sta peggio il Borgo Valbelluna, che in 5 partite ha subito 4 sconfitte e un pareggio. Vi diamo lettura delle formazioni. Eclisse Carini Pivigina, che si schiera con Falso Alberto numero 1, Cazzaro Matteo con il 2, Gasperini Davide con il 3, Salamon Luca con il 5, Dall'Agno il Malco con il 5, Segat Manuel con il 6, De Luca Alberto con il 7, Ravagnan Alessio Romano con l'8, Canato Filippo con il 9, De Zotti Stefano con il 10, Telesi Nicolò con l'11. A disposizione di mister Malerba c'è Spadetto Alessio con il 12, Salamon Mattia con il 13, Tonon Marco 14, Pavan Lorenzo 15, Nardi Edoardo 16, Faraon Giuseppe 17, Mognon Mattia 18, Del Prete Vito 19 e Fogliano Davide con il 20. Risponde il Borgo Valbelluna con il numero 1 Mares Luca, con il 2 Capacchione Cristian, con il 3 Zanolla Giacomo, con il 4 Sitta Andrea, con il 5 Unwuoke Richard e con il 6 Payer Marco, con il 7 Marcu Legion, con l'8 De Martin Depo Samuel, con il 9 il vecchio Bez Ivo, con il 10 Fiabane Francesco e con l'11 Pilotti Andrea. Mister Tibolla. Amiche e amici sportivi, ben Intanto ritrovati lasciamo al che lo Raffaele speaker dia lettura D'Agostini, delle Pieve di formazioni. Sorico, 18ª giornata del campionato regionale di eccellenza 2025-2026, Girone B, Eclisse Careni Piodigina, Borgo Valbelluna. Le formazioni: Borgo Valbelluna con il numero 1 Mares, con il numero 2 Capacchione, con il numero 3 Zanolla, con il numero 4 Sitta, con il numero 5 Muoche, con il numero 6 Payer, con il numero 7 Marcu, con il numero 8 De Martin, con il numero 9 Bez, con il numero 10 Fiabane, con il numero 11 Pilotti, in panchina con il numero 12 Denardi, con il numero 13 Garbuio, con il numero 14 Bedont, con il numero 15 Bertoncello, con il numero 16 Trevisson, con il numero 17 Vintila, con il numero 18 Crestani e con il numero 19 Fanta. Allenatore il signor Alberto Tibolla. Eclisse Careni Pierigina con il numero 1 Falso, con il numero 2 Cazzaro, con il numero 3 Gasparini, con il numero 4 Salamon, con il numero 5 Dalagnol, con il numero 6 Segat, con il numero 7 De Luca, con il numero 8 Ravagnan, con il numero 9 Canato, con il numero 10 De Zotti, con il numero 11 Telesi. In panchina con il numero 12 Spadetto, con il numero 13 Salamon, con il numero 14 Tonon, con il numero 15 Pavan, con il numero 16 Nardi, con il numero 17 Faraon, con il numero 18 Mognon, con il numero 19 Del Prete, con il numero 20 Fogliano. Allenatore il signor Massimo Malerba. A dirigere l'incontro sarà il signor Matteo Tonon della sezione di San Donà di Piave, coadiuvato dagli assistenti numero 1 il signor Francesco Tortomasi della sezione di Castelfranco Veneto e l'assistente numero 2 il signor Matteo Baldo della sezione di Este. Buon divertimento a tutti e sempre forza Eclisse Careni Pivigina. Continuiamo noi con la lettura della panchina che mister Tibolla porta con sé. Denardi Filippo con il 12, Garbuglio Francesco con il 13, Bedont Jacopo 14, Bertoncello Giulio 15, Trevison Gianluca 16, Vintila Denis 17, Crestani Andrea 18, 19 Fant Alessandro. Arbitro dell'incontro il signor Matteo Tonon della sezione di San Donà di Piave, coadiuvato dagli assistenti Francesco Tortomasi della sezione di Castelfranco Veneto e dal signor Matteo Baldo della sezione di Este. Non c'è il sole, anzi il cielo è nuvoloso, ha piovuto abbondantemente durante la nottata in prima mattinata e come potete vedere dall'immagine il terreno non è un granché. In una speciale classifica da 1 a 5 il terreno può dirsi 2,5. Non c'è il pubblico delle grandi occasioni, si contano credo su una trentina a farla grande gli spettatori presenti, mentre le squadre si stanno schierando sul campo per i saluti iniziali, con il ricevimento anche da parte degli applausi da parte del pubblico. Coinvolgo subito Matteo Archimede chiedendo 2 squadre a 22 punti che cercheranno sicuramente di fare la partita, di ottenere il massimo oggi. Vedremo chi sarà il più coraggioso nell'approccio alla partita e sì, credo che entrambe scendano in campo per vincere
come ho detto prima, nonostante sia già solamente fine gennaio, i punti iniziano a pesare. Sono curioso di vedere l'approccio degli ospiti in questo caso. Non vengono da un periodo di forma particolarmente positivo, come hai sottolineato tu prima, però si sa, questi campionati vivono di occasioni, vedremo. La 18ª giornata si completa con Godicese Giorgione 1911, Porto Mancuè Leo Derzo, Marosticense Calcio Caerano, Arcella Padova Cavarzano Belluno, Vittorio Falmec San Donà, Iulia Sagittaria Dolo Pianiga e United Borgoricco Campretra contro la Piovese. La classifica recita Cavarzano Belluno solitario con 39 punti, 4 in più del San Donà che segue a quota 35, 31 ne ha il Porto Mansuè, Marosticense 28, United Borgoricco Campretra, Leo Derzo e Dolo Pianiga 26, Arcella Padova 24, poi un bel gruppetto di squadre a 22 punti con il Clisse Careni Pievigina, il Borgo Valbelluna, la Godigese, il Calcio Caerano e la Piovese. Ultime 3 della classifica, Iulia Sagittaria, Giorgione 1911 e Vittorio Falmec, mentre l'arbitro dà inizio alle ostilità. Borgo Valbelluna in completo tenuta rossa, mentre completa tenuta blu l'Eclisse che attacca da sinistra verso destra, il pallone sventagliato nel settore di Gasperini che si appoggia all'indietro a Segat. Cazzaro per il numero 2, anzi no, era Cazzaro in questo momento, il lancio lungo per Canato, Filippo che supera di slancio il proprio diretto controllore e infila la porta difesa da Mares. Ha segnato per noi con il numero 9 Filippo Canato. Sì, abbiamo visto fondamentale la scivolata del portiere del Borgo Mares, che ha perso un attimo l'equilibrio e tanto è bastato a Canato per lanciarsi in solitaria e superarlo. Si sblocca quindi subito il risultato 1-0 mentre era appena passato il minuto di gioco. Questo lancio dalle retrovie, un po' scoperta, si è trovata la difesa del Borgo Valbelluna e sull'uscita disperata di Mares, Canato ha realizzato l'1-0. Cambia quindi il risultato, Eclisse Carini Pievicina 1 e Borgo Valbelluna 0. Cambia naturalmente, caro Matteo, tu mi insegni l'andamento del match. Sì, incredibile Marco, avevamo chiesto emozioni e sono arrivate dopo poco più di 60 secondi. Ora mi aspetto che il Borgo Valbelluna si faccia sentire, però l'Eclisse non deve commettere l'errore di indietreggiare, la partita è ancora lunga. C'è subito un tentativo di Marcu di ristabilire gli equilibri, si è allungato sulla propria destra falso che ha comunque che è riuscito a parare, poi Segata ha ricevuto una spinta per il conseguente calcio di punizione decretato dall'arbitro che ricordiamo è Matteo Tonò e come per il nostro regista Matteo Denoni e per il mio collega Matteo Archimede è il terzo Matteo che fa il terzo e fa il quarto Matteo Baldo che è l'assistente numero 2. Oggi trionfo dei Matteo. Comunque 2 minuti di gioco e 30 secondi, risultato sbloccato 1-0 per l'Eclisse che incomincia nel migliore dei modi questo importantissimo turno. Naturalmente il pallino del gioco sembra essere nelle disponibilità adesso del Borgo Valbelluna, perde il pallone il numero 7 Marcu, ancora un lancio in avanti, recupera De Zotti, c'è un fallo che l'arbitro non sanziona, lo fa esattamente in questo momento per un fallo subito dal numero 4 Sitta che si rialza prontamente, guadagna metri il Borgo Valbelluna che naturalmente deve, come abbiamo detto poc'anzi, deve invertire il suo rendimento esterno. Attenzione, il pallone nel mezzo, c'è il calcio d'angolo per una chiusura provvidenziale di Cazzaro sulla percussione di Marco. Un pallone che sembrava innocuo, quello scagliato da Enwoke, si è gettato a capofitto Marco che ha tentato di mettere nel mezzo, ne è scaturito un calcio d'angolo
subito mischia furibonda sedata dall'arbitro all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ovvero a 11 metri dalla porta difesa da Falso. Parte il cross pallone nel mezzo, con tranquillità Falso abbranca in presa e poi viene ostacolato dal numero 10 Fiabane, che ricordiamolo essere un classe 2001, attaccante di peso del Borgo Valbelluna, insieme a quella Volpone di Betz, che non ha bisogno sicuramente di presentazioni. Ancora un lancio in avanti, recupera il pallone Gasperini dopo che la difesa del Borgo Valbelluna aveva sbrogliato con un colpo di testa. Fiabane viene rimontato dal numero 4 dell'Eclisse Salomon, che commette fallo colpendo il pallone con la mano. Retrocede anche De Zotti, che si piazza davanti al difensore centrale a guidare il pacchetto di centrocampo. Cazzaro che non arriva sul pallone, non lo controlla nel migliore dei modi Marco, pallone che si perde in fallo laterale. Quinto minuto di gioco, 1-0, gol di Canato dopo poco più di un minuto. Tenta la triangolazione Canato, che sicuramente ha avuto un impatto positivo nell'Eclisse. Già 2 gol all'attivo. Ancora Canato, un roccioso attaccante molto alto, pallone sventagliato in avanti, lo recupera il Borgo Valbelluna, chiude in qualche maniera in scivolata all'Eclisse, ma lo rende ancora nelle disponibilità del Borgo Valbelluna, che spinge in avanti con Zanolla. Pallone per De Martin, che perde il pallone, poi sullo slancio commette fallo ai danni di Telesi. 6 minuti di gioco, Eclisse che può ripartire in contropiede e naturalmente Borgo Valbelluna che può fare che deve assolutamente fare la partita. Sì, è già evidente quale sarà la trama dell'incontro. Molti lanci lunghi a sfruttare sia le alte torri come Betz e Canato, ma soprattutto il campo pesante che ha già giocato un ruolo fondamentale nell'azione del gol e secondo me tornerà protagonista nel proseguo dell'incontro. Io avevo dato gradazione 2,5, ma posso tranquillamente dirti 2. Sì. Mentre spinge in avanti il Borgo Valbelluna, c'è spazio per un'incursione centrale, sbrogliate ottimamente dal numero 5 Dall'Agnol. Poi ancora Borgo Valbelluna allarga il gioco, Sitta ancora sul pallone, ancora Borgo Valbelluna che in avanti, pallone che si ferma al limite dell'area, esce l'Eclisse. Pallone per Segat, che probabilmente si appoggerà al portiere, non lo fa ed è costretto a spedire in fallo laterale per una rimessa in gioco quasi sulla 3/4 per il Borgo Valbelluna, che sta assolutamente cercando di riequilibrare il risultato, far retrocedere naturalmente l'arbitro. Vediamo gli sviluppi di questo fallo laterale. Si gioca sul settore di destra, chiude efficacemente Salomon, poi il pallone buttato in avanti, lo recupera in Uoche, che non controlla a dovere, quindi regala anzi il pallone all'Eclisse, che può alleggerire la pressione spostandosi in avanti. Dovranno stare molto attenti i centrali dell'Eclisse nelle triangolazioni in cui viene cercato Betz dagli esterni, che poi tende a imbucarli appunto sempre sulla fascia. Per il momento sia Segat che Dall'Agnol mi sono sembrati sul pezzo. Sì, tutto il pacchetto arretrato pievisino sembra sul pezzo. Lancio ancora di Cazzaro per
Canato, pallone troppo lungo, lo recupera Mares, poi Sitta cerca di trovare Betz, non ci riesce, lo recupera il centrale difensivo dell'Eclisse, poi il pallone sparato nel settore di Luca che non aggancia, lotta come un leone De Zotti, capitano oggi in assenza di Janko, e poi una scivolata di Salomon, non nuovo a questo tipo di interventi. Naturalmente poi il terreno scivoloso quasi mette più pepe nel contrasto, si alza un po' malconcio Sitta. Sì, Sì. avevano chiesto l'ammonizione i giocatori del Borgo. A me sembrava che avesse preso in parte anche il pallone, quindi Sicuramente ha preso in parte il pallone, poi sullo slancio naturalmente ne vanno a risentire le caviglie che sembrano essersi rimesse a posto. Per un calcio di punizione del Borgo Valbelluna si gioca quasi il decimo, il pallone scraventato nel mezzo, esce falso, non agguanta il pallone ma lo respinge in qualche maniera, poi Mares ancora che non sembrano stare in piedi. Il problema è naturalmente con i tacchetti oggi, questo terreno viscido. Poi un fallo sul numero 8 De Martin, spinge sì il Borgo Valbelluna ma sembra farlo non con tanto costrutto. Naturalmente c'è un giro palla da effettuare alla ricerca del pertugio giusto, ancora Sitta, scodellato il pallone in avanti alla ricerca del colpo di testa di Betz, che riesce a farlo ma non indirizza adeguatamente al compagno. Poi Dall'Agno, ancora Borgo Valbelluna, e un Walker interrompe la trama offensiva Salomon, poi Canato, Salomon che non si avvede il pallone ma lo stesso giunge a Telesi, poi Segat, Dall'Agno all'indietro per Falso, pallone poi buttato in avanti nel mezzo, recupera il Borgo Valbelluna in un certo momento, poi De Luca con De Zotti riesce a far impadronirsi del pallone e ripropone un tema d'attacco per l'Eclisse ma sbaglia completamente il controllo Dall'Agno, pallone poi buttato in avanti, si ferma Betz perché è chiaramente in fuorigioco, il pallone poi che esce per la rimessa in gioco del Borgo Valbelluna che spinge, però non spinge al massimo. Tempo ce n'è naturalmente per recuperare la partita. Salta Betz, colpisce di testa, il pallone per Dall'Agno, all'indietro per Segat, davanti per De Luca, pallone che esce in fallo laterale. sì, l'unica mezza occasione avuta dal Borgo è stata la risposta del tiro di Marcu da fuori dopo 30 secondi rispetto al gol di Canato, però poco o niente da quel momento. L'impostazione offensiva del Borgo Valbelluna si basa ovviamente su il ruolo da torre coperto da Betz. Lo cercano in continuazione con questi lanci lunghi, però per il momento poco precisi. Esperienza da vendere questo Betz Ivo classe 1980, quindi al 45 primavere, anzi quasi 46 visto che siamo già oltre il 20 di gennaio. E non sentirle. E non sentirle. Per il momento è uno per di il quelli momento. che corre di più. Beh, 12 minuti in cui si è distinto bene, lottando in ogni caso sul pallone, che ora è nell'Eclisse, sbroglia in qualche modo il Borgo Valbelluna, pallone che giunge a Betz, spinto da Segat, per l'arbitro non c'è nulla, De Zotti. Avanza l'Eclisse, il pallone per il numero 11 Telesi che mette nel mezzo, pallone che era un invito importante, non ci è arrivato nessuno e capitan del Borgo Valbelluna Pilutti manda in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte dell'Eclisse.
Ottimo intervento di Capacchione che dalla fascia si è staccato e è venuto a coprire questo cross basso. Però sì, anche a me non sembrava ci fosse alcun attaccante dell'Eclisse pronto a cogliere il pallone. Sì, era una ghiotta occasione. Era una ghiotta occasione quella dell'Eclisse, che naturalmente sta leggendo la partita nel migliore dei modi, ovvero sfruttare al massimo le indecisioni della difesa del Borgo Valbelluna, operando soprattutto di rimessa o in contropiede, si avrebbe detto una volta. Mares sul pallone, non si parte dal basso ma si lancia il pallone in avanti, va a saltare De Zotti con il numero 10 Feabane, lo recupera Canato che lotta sulla corsia di sinistra, si accentra, potrebbe appoggiare, invece tenta il tiro e pallone che esce di un soffio, provvidenziale la deviazione di Mares. Bella iniziativa di Canato, veramente un giocatore ritrovato, un giocatore che non aveva spazio al Porto Mansuet e che qui sta trovando veramente una nuova vita. Calcio d'angolo per l'Eclisse Careni Pievigina, sul punto di battuta c'è De Zotti. Ricordiamo che nell'Eclisse, tu vi segni caro Matteo, manca un certo Jürgen Janko che è tanta roba. Esattamente, oggi è squalificato, avrebbe sicuramente dato una mano all'Eclisse. Pallone nel mezzo, allontana il Capitan, poi un tiro in ribattuta dell'Eclisse, pallone che si perde sul fondo per la rimessa in gioco di Mares. 15° minuto, 1-0, gol di Canato al primo minuto di gioco. Gli altri risultati, ci sono novità? Sì, dagli altri campi viene segnalata una sola rete, quella del Sandona in casa del Vittorio Falmec, tutti gli altri sono ancora sullo 0-0. Continua il momento no di questo campionato del Vittorio Falmec, che ha visto il cambio di allenatore, si è passati dall'ex allenatore della Careni Pievigina con Conte, ma cambiando i fattori il prodotto non è cambiato, emorragia di punti, tanta buona volontà ma poche idee. Borgo Valbelluna in avanti, il pallone nel mezzo, salta De Zotti che chiude la possibile la linea di passaggio. Zanolla, poi vanno a saltare sia Marcu che Cazzaro, pallone ancora per il Borgo Valbelluna. Zanolla, poi interviene Cazzaro, recupera comunque il pallone ancora Zanolla, lo gioca con Fiabane, rimessa in gioco di Zanolla. Squadre corte sino a questo momento, non potrebbe essere altrimenti, visto che si gioca appena il 17°, mentre viene in qualche maniera Canato spintonato da Paier. Lotta tra titani questa, due giocatori esperti e dal fisico imponente. Sì Marco, per il momento l'Eclisse sembra avere le idee molto più chiare del Borgo Valbelluna, ha avuto la fortuna e la bravura di segnare subito, però il Borgo Valbelluna fatica proprio a trovare spazi nel fitto centrocampo dell'Eclisse. Sì, come in questo caso vedete che il numero 6 Paier ha buttato il pallone in palla laterale non trovando punti di appoggio. Difficoltà, d'altronde comunque tutte e due le squadre a 22 punti, sta a sancire comunque c'è qualche difficoltà a produrre gioco e soprattutto in fase realizzativa. Ricordiamo poi che tra l'altro il Borgo Valbelluna ha solamente realizzato 2 vittorie e 4 pareggi in trasferta, un ruolino certamente insufficiente per poter ambire a risultati di un certo tipo. È in casa che costruisce la sua classifica
il Borgo Valbelluna, mentre qui comincia veramente a fare caldo, c'è una stufetta veramente che va all'impazzata. Sì. Capisco che siamo in inverno, però sembra di stare ai tropici. 18esimo, quasi 19esimo, che scocca in questo momento. 1-0 per l'Eclisse, il pallone poi si passa attraverso questi lanci di Walker che non che debba raddrizzare il piede, ma debba dosare maggiormente l'impatto con il pallone, perché ne escono veramente dei lanci che si perdono tra le braccia di Falso, che non è stato impensierito sino a questo momento. Nei primi 20 minuti di gioco pasticcia anche ora il Borgo Valbelluna nel mezzo, chiede Malerba di stare più attenti nel mezzo, di serrare le fila, di non lasciare spazio di manovra ai bellunesi. Chiude ottimamente Paier, recupera il pallone Pilotti, cede indietro, ma difficoltà da parte del Borgo Valbelluna di far giungere rifornimenti adeguati alle punte. Sì, Marco, quando scelgono di giocare a palla bassa, il pallone non filtra. Per questo si affidano ai lanci lunghi, che però appunto mancano di precisione, come in questo caso. Come in questo caso ancora in Walker, che deve avere un po' le idee poco chiare, perché non si è capito cosa stesse facendo. Naturalmente il treno di gioco non permette un gioco fluido. Il lancio per Marcu, che in qualche maniera trattiene il pallone in campo, si accentra, dialoga o tenta di farlo con Zanolla, pallone che poi viene chiuso in fallo laterale da Telesi. Ricordiamo che il collega Mirko Villanova non c'è e infatti lo stiamo sostituendo, perché sempre streaming sport, attenzione, un colpo di testa di Bezza, Falso tranquillamente controlla. Streaming sport seguirà l'evento del volley, un evento particolare con numerose squadre al seguito, proprio qui davanti. Vedete sullo sfondo la copertura del palazzetto dello sport, che ultimamente sta facendo registrare il tutto risaurito per eventi sportivi che si susseguono. Ancora Canato, si allunga troppo il pallone, chiude Paier, però è ancora il De Luca sul pallone, lo cede Gasperini, ancora all'indietro per De Luca, Segat, si passa per i piedi sopraffini di De Zotti, mette Gasperini, va a scacciare e c'è il raddoppio, deviazione volante di Canato per il 2-0 dell'Eclisse, mentre si gioca il 22esimo della prima frazione. Tutto ha segnato ancora per noi con il numero 9 Filippo Canato. Tutto molto facile, parrebbe di dire. Poca resistenza da parte del Borgo Valbelluna, tu mi insegni così almeno, caro Matteo. Vince ancora una volta il duello con Mares. Prima Mares era scivolato e Canato l'aveva infilato, invece in questo caso anticipo sul primo palo, grande anticipo, un colpo da attaccante vero. Attaccante vero, proprio in proiezione offensiva e tra l'altro in precario equilibrio, è riuscito a salire in cielo e arrivare con il gambone destro ad anticipare il portiere Mares e infilare per il 2-0. Doppietta di Canato al 23esimo della prima frazione. Cercava delle risposte Malerba, crediamo appunto di poterlo dire che le sta ottenendo tranquillamente. Poca resistenza da parte del Borgo Valbelluna. E tra l'altro, per quanto riguarda la lotta per la salvezza, arriva un ottimo risultato per entrambe le squadre dal campo del Borgoricco, che è passato in vantaggio contro la Piovese, anch'essa a pari punti con queste due formazioni prima dell'inizio della partita. I latini direbbero sic rebus stantibus, stando così le cose, la classifica dell'Eclisse
si farebbe interessante. Naturalmente manca più di un tempo, quindi i risultati potrebbero mutare in qualsiasi momento. Io ti chiedo, Lumi, di rintracciare cosa mi fa il Conegliano, così. Vado subito. 24esimo, 2-0 per l'Eclisse. Ancora l'ennesimo lancio che si perde nel vuoto di Enwoke, si perde nella terra di nessuno. Se la prende con se stesso il numero 5 del Borgo Valbelluna, che ha anche una vistosa fascia bianca a protezione eventualmente di un malanno proprio a gamba sinistra. Difficoltà da parte del Borgo Valbelluna, che si schiera adesso a 3 dietro. Ormai non c'è più nulla da perdere, si cerca perlomeno di riaprire i giochi. Si lotta sul settore centrale con il numero 8 De Martin, ancora in Walker, che credo sino adesso abbia perso un'infinità di palloni. Ancora Canato, sta per entrare in area, tenta la botta violenta e pallone che si perde abbondantemente a lato della sinistra difesa di Mares, che ogni qualvolta vede venire giù gli attaccanti delle Crisi Carele di Pievigina, prega il buon Dio che non si avvicinino troppo, perché 2 occasioni delle Crisi, qui fuori gioco di rientro giustamente fischiato a Canato, ogni qualvolta le Crisi viene giù per il buon Mares sono dolori. 25esimo, 2-0, Cazzaro che chiude, lotta come un leone, riesce a servire De Zotti, ancora Cazzaro, ancora De Zotti, ancora Cazzaro, dopo un rimpallo poi in qualche maniera Salomon fa pervenire il pallone a Segat che lo gira a Gasperini che non aggancia, lo stesso si perde in fallo laterale per una reazione del Borgo Valbelluna che sinceramente non c'è stata. Dovrà lavorare tantissimo Tibolla per venirne a capo di questa situazione, perlomeno per quanto concerne le partite in trasferta. Sarebbe interessante vedere il ruolino di marcia del Borgo Valbelluna in casa, quanti punti ha totalizzato. Marco, intanto a seconda della tua richiesta ti riferisco che il Conegliano è passato in vantaggio a Vigasio. Come abbiamo scoperto come le domeniche possono essere piacevoli, il Conegliano è in vantaggio con Fagan. Incredibile. Fagan che era in diffida, quindi non si sapeva del suo utilizzo, ma comunque siamo qui a Pieve di Soligo con l'Eclisse ancora in avanti che tenta di legittimare il vantaggio, non che ce ne fosse bisogno. Mares agguanta in presa in una delle poche parate in cui si è reso 17 punti in casa. Reso protagonista. Il buon speaker suggerisce il quantitativo di punti che il Borgo Valbelluna ha colto in casa, 17 sui 22 in totali, la dice tutta sul rendimento in trasferta. Stando così le cose, non mi ripeto in latino, ma potremmo chiudere qui e andare tranquillamente a casa, ma il nostro dovere è quello di accompagnare i 22 in campo con telecronache, spero esservi piacevole sino a questo momento. Ricordiamo il debutto dei microfoni di Matteo Corbanese e Matteo Archimede, scusate, stavo pensando a un mio amico di nome Matteo, scusa. Comunque Marco, ti ricordo che, prego, come dice un nostro collega un po' più conosciuto, il calcio è strano, quindi bisogna rimanere qui fino alla fine. Non si sa cosa potrà succedere nei prossimi 60 minuti. Sì. Fino a questo momento Eclisse ha fatto, non dico il bello e il cattivo tempo, ma ha fatto tutto quello che doveva fare. Penso che sia scesa in campo nel miglior approccio possibile, perché non si spiega altrimenti questo doppio vantaggio, e poi sicuramente una caratura tecnica maggiore rispetto al Borgo Valbelluna, che sembrava essere partito
bene con il campionato. Comunque sul pallone il numero 7 Marco, che tenta la botta, pallone che si perde di poco sopra la traversa difesa da falso. Registriamo al 28esimo questo primo timido tentativo del Borgo Valbelluna da palla inattiva, calcio di punizione, che credo sino a questo momento sia stato l'unico pericolo, se così vogliamo chiamarlo, della porta difesa da falso. Sta per scoccare il 30esimo, 2-0, e Chris Careni Pivigina che salirebbe a 25 punti insieme all'Arcella, che probabilmente sta pareggiando. Non abbiamo notizia di cambiamenti in corso, mentre ci prova ancora Barco, che mette nel mezzo Gasperini di testa lontana, e poi ancora credo che questa volta l'arbitro abbia preso un abbaglio. Solito intervento in scivolata di Salomon, che mi è sembrato netto sul pallone. Non è di questo avviso l'arbitro, che ricordiamo essere il signor Matteo Tonon della sezione di San Donà di Piave, anche perché per il signor Salomon sarebbe il terzo richiamo verbale, dovrebbe scattare eventualmente l'ammonizione, la targhetta amariglia, direbbero gli spagnoli. Sì, una decisione che non ha accontentato nessuna delle due squadre. Il Borgo chiedeva il cartellino giallo e non l'ha avuto, e l'Eclisse si lamentava per la punizione. Se non altro, un altro calcio di punizione per il Borgo Valbelluna con Sita sul pallone, parte il tiro, il pallone che si abbassa appena dopo aver superato la traversa. Sta registrando perlomeno il tiro il Borgo Valbelluna, che è giunto al 30esimo e che ha messo il naso dalle parti di falso, che comunque sia oggi, forse in una occasione, in un tiro del numero 7 Marco, è stato impegnato. Poi 2 calci di punizione di poco fa. Canato va a saltare, appoggia De Luca, ancora sul pallone, si appoggia all'indietro per Salomon, poi non aggancia bene, ma recupera comunque l'Eclisse. Bel gioco di gambe dell'attaccante dell'Eclisse, che entra in area, e poi il pallone servito, ma c'è fuori gioco netto. Bella comunque l'iniziativa di questo De Luca Alberto, classe 2006, quest'anno compirà 20 anni, bel giocatore, mentre è una sicurezza Capitan De Zotti. Gambone teso da parte di Telesi, che l'arbitro comunque non sanziona, perché il pallone è ancora del Borgo Valbelluna. Capitan Pilotti, pallone scavato in avanti, Bez fa carambolare il pallone su De Zotti, ottiene quanto di meglio poteva ottenere, ovvero una rimessa in fallo laterale di Zanolla, che si appoggia ancora a Pilotti, poi viene scaraventato a terra. Per l'arbitro è tutto regolare. Possiamo dire che ormai questi falli non vengono più fischiati, si lascia tranquillamente che il calcio ne giovi, non interrompendo l'azione. Canato qui non riesce a controllare, poi sbaglia tutto. De Martin consegna il pallone a Ravagnan, ancora Ravagnan, parte un sinistro largo, erroraccio da parte di De Martin. Non ne approfitta l'Eclisse per chiudere definitivamente i conti. Comunque le differenze in campo sono evidenti. L'Eclisse è una squadra in fiducia, le poche volte che recupera palla in zona offensiva sembra avere le idee molto più chiare. Hai pienamente ragione, caro Matteo Archimede. Qui intanto c'è un fallo fischiato su Bez di De Zotti, praticamente il più alto che c'è in campo, che è Bez, è stato contratto in maniera fallosa da
De Zotti, che è uno tra i più piccoli, il giocatore forse più tecnico. Attenzione, Segat chiude e lancia un pallone su Canato che va a lottare, non riesce. Cazzaro che sbaglia completamente l'intensità del calcio, pallone che si perde nelle braccia di Mares. Guarda anche qui. Errori ancora qui Pilotti che recupera, anzi no, si trattava del numero 4 Sitta, poi pallone, attenzione, chiude bene la difesa in qualche maniera, difficoltà ad uscire ancora, numero 4 Salomo, c'è un tema d'attacco per il Borgo Valbelluna, va via il numero 7 Marcu, mette nel mezzo, chiude sapientemente Dall'Agnol che anticipa Bez e spara in fallo laterale per la rimessa in gioco del Borgo Valbelluna, che si è distesa bene sul campo, ma Bez, partito in ritardo, è stato chiuso efficacemente da Salomo. Ancora Borgo Valbelluna in avanti, pallone scaraventato nel mezzo, esce falso che non agguanta e poi c'è un fallo fischiato al numero 10 Fiabbane per una carica, fallo fischiato a Fiabbane sul numero 5 Dall'Agnol. Le proteste del Borgo Valbelluna sono state garbate, quindi mi viene da pensare che il fallo ci fosse. Sì, c'era assolutamente contatto in area, però il Borgo Valbelluna deve sfruttare le occasioni come quella di poco fa in ripartenza, quando l'Eclisse si sbilancia in attacco, si aprono le praterie sulle fasce e poi deve essere bravo Bezza a metterci il piede. Qui da registrare soprattutto l'errore di Falso, che non è riuscito a allontanare la minaccia, il pallone poi era nelle disponibilità di Fiabbane, che ha travolto il numero 5 Dall'Agnol per un calcio di punizione giustamente decretato dall'arbitro. Non si può neanche parlare di gol annullato perché il fischio è arrivato precedentemente. Cazzaro va a saltare Canato, attenzione, ancora Eclisse, mette giù il pallone Fiabbane, la allarga, poi Segat che fa sportellate con Bez ma non c'è nulla. Pilotti, siamo sulla corsia di sinistra, esce Cazzaro vincitore dal duello, vede il pallone per il numero 4 Salomo, poi ancora Cazzaro che scivola, quindi non riesce a giocare il pallone, però con il pressing efficace del numero 7 De Luca il pallone era nelle disponibilità di Canato, che poi non riesce a controllare efficacemente il pallone. C'è in Walker che spara in avanti, questa volta trova c'è qualche problema sul microfono. Rapido cambio in corsa per quanto concerne il microfono, ci dicono che ci sono dei problemi, ce ne scusiamo. Vediamo se riusciamo a portare, chiediamo l'ok. Sembra tutto a posto, risolto anche questo piccolo problema tecnico. Evidentemente il tempo non aiuta con le comunicazioni. Vediamo se sentiamo il collega Matteo Archimede, che può dire la sua. Eccoci. Si sente perfettamente, quindi ristabilito il collegamento. De Zotti sul pallone, lotta come un leone ma perde il pallone, poi Canato travolge tutto e tutti. Bez che lotta, ma è rimontato dal numero 5
Non c'è nulla per l'intervento di Dall'Agnol. Da qui non è parso esserci alcun contatto. In effetti è già in piedi. Anche perché l'arbitro non ha fischiato, era lì a 2 passi, pallone che, come si confà in queste occasioni, viene restituito agli avversari, quindi lo fa il Borgo Valbelluna restituendolo all'Eclisse. Fallo di mano del numero 3 Zanolla. (39esimo, 5 alla fine della prima frazione di gioco). E risultato che era già mutato nel primo giro di orologio con il gol di Canato, a cui è seguito il raddoppio, sempre dello stesso Canato, che fissa momentaneamente il risultato sullo 2-0. Una partita che sino a questo momento ha decretato una certa superiorità tecnico-tattica dell'Eclisse, che in questo momento sfrutta un calcio di punizione sulla corsia di destra, vicino allo stesso Telesi e De Zotti. Sarà probabilmente quest'ultimo ad effettuare il cross. Così metti il pallone nel mezzo, va a saltare Cazzaro, anzi no, si trattava di Canato, autore della 2 gol, mentre per l'ennesima volta scivola ancora Mares, che evidentemente ha un conto in sospeso con gli scarpini. In qualche maniera fa arrivare il pallone a Zanolla. Pilotti. Sì, devo dire, non vorrei essere al posto dei portieri oggi. Abbiamo visto da entrambe le parti, chiaramente Mares, l'errore di Mares molto più evidente di quello di Falso, però entrambi faticano. Entrambi faticano a stare in piedi. L'unica differenza è che su Mares, sul groppone di Mares, pesa la scivolata sul primo gol di Canato, mentre l'errorino di Falso è stato comunque pareggiato dal successivo fallo ai danni del numero 5 Dall'Agnol, che sta giocando bene a protezione del proprio estremo difensore. Pallone scraventato nel mezzo, vanno a saltare un po' tutti. Poi Canato anche in ripiegamento difensivo allontana la minaccia. 41 minuti e 44 secondi. 2-0 a Pieve di Soligo tra Eclisse Careni Pievigina e Borgo Valbelluna. Entrambe le squadre partivano a 22 punti e in questo momento l'Eclisse, oltre che giocare bene, sta interpretando anche nel migliore dei modi questa partita, che da un punto di vista tecnico è anche ha qualche problema per il fattore campo. Vedete come lottano su ogni pallone i contendenti. Zanolla è costretta a retrocedere per giocare il pallone il Borgo Valbelluna. C'è il pressing a tutto campo dell'Eclisse, ancora Cazzaro che sta disputando una signora partita nonostante l'errore d'appoggio qui che intendeva servire Telesi. 42-48 secondi, pallone di Sitta buttato in avanti, salta il pallone, giunge a Fiabane che fa partire un tiro. C'è vita dalle parti di Fiabane e Betz. Buono il dialogo tra i due. Betz di testa ha prolungato o ha fatto pervenire il pallone a Fiabane, che non ci ha pensato 2 volte, ma ha fatto partire un tiro sbilenco che si è perso sul fondo. Canato, man of the match, Cazzaro gli si sbatte il pallone contro. Zanolla per la rimessa nel gioco del Borgo Valbelluna.
queste rimesse veramente lasciano esterrefatti. Mai visto rimessi fallo laterale in questa maniera. Evidentemente oggi va bene tutto. Nessun ammonito mi pare sino a questo momento, mentre De Zotti riceve un fallo, Ancora no, ma nonostante il terreno inviti a qualche scontro fisico. sì, ma si è trattata di una partita abbastanza pulita, Sì. escluse le divise dei giocatori in campo. Ci sarà lavoro per i magazzinieri sicuramente alla fine dell'incontro. Eclisse, ricordiamolo, in completa tenuta color blu, con numeri bianchi, che permette anche una visione chiara. Borgo Valbelluna in completa tenuta rossa. Pallone Telesi viene rimontato da Fiabane, poi Pilotti non recupera, poi in questo momento l'arbitro fischia la fine delle ostilità, non tra l'altro concedendo alcunché di recupero. 45 minuti della prima frazione di gioco, che si conclude con il risultato di Eclisse Carini Pivigina 2, Borgo Valbelluna 0, doppietta di Canato. Matteo, tutto facile per l'Eclisse. Tanta fiducia in casa Eclisse, mi è parsa esserci molta confusione invece in casa Borgo Valbelluna, che ha avuto il pallino dell'incontro dopo la prima rete, però non ha saputo costruire alcuna occasione pericolosa e quindi Meritato il vantaggio dell'Eclisse. Noi diamo la linea allo studio per i commenti e per i comunicati commerciali. Noi ci sentiremo più tardi. non male però sì. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.
Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it. Credo ci siano... Ben ritrovati a Pieve di Soligo, dove si gioca l'incontro di calcio valevole per la 18ª giornata del campionato 2025-2026 tra Eclisse Carini Pievigina e Borgo Valbelluna
Risultato della prima frazione, mentre le squadre stanno guadagnando il campo di gioco. Eclisse Carini Pivigina 2, Borgo Valbelluna 0, per la doppietta messa a segno da Canato al primo minuto di gioco e al 22esimo dello stesso. Un'Eclisse che ha giocato bene, Borgo Valbelluna che si è lasciata veramente a desiderare. Deve assolutamente cambiare registro la formazione bellunese per riaprire i giochi. Ha fatto veramente poco in avanti. Sei d'accordo, caro Matteo? Sono d'accordo e devono ritornare in campo sicuramente più concentrati, più attenti e liberare un po' la testa, perché è evidente che stiano iniziando ad entrarsi pensieri non vincenti. Sì, caro Matteo, questa è la situazione. Mentre l'arbitro si consulta con i propri collaboratori, darà inizio alle ostilità per quanto riguarda la prima frazione. So che tu mi devi dire i risultati delle altre partite, sì, quindi ti cedo la linea. Arcella Padova Cavarzano 0-0, Codicese Giorgione 0-0, Giulia Sagittaria Dolo 0-0, Marosticense Calcio Cariano 0-0, Porto Mansuè Leo 2-0, United Borgoricco Chiovese 2-0, Vittorio Falme Xandonà 1-2. Bene, riprendiamo la telecronaca diretta. Stando così i risultati, il Clis salirebbe a 25 punti, scavalcherebbe il Borgo Valbelluna e poi andremo con i risultati delle altre partite nel corso della seconda frazione che sembra essere partita come la prima, ovvero con l'Eclisse in avanti. C'è stato subito un tentativo di tiro da parte di Ravagnan, che ha trovato sulla sua traiettoria il numero 5 in Uoche. Comunque Borgo Valbelluna in avanti, corsia di destra, pallone nel mezzo e calcio d'angolo, che tu mi insegni essere il numero 3. Uno soltanto ne ha beneficiato l'Eclisse. Ci si attendeva una risposta sul campo da parte dell'Eclisse, che fino a questo momento c'è stata. Ovviamente in settimana i ragazzi, attenzione, palla nel mezzo, pallone che verrà rimesso in gioco da parte del numero 1 Falso, che si è reso protagonista di un mezzo pasticcio risolto dall'arbitro, che ha concesso un calcio di punizione dopo che Fiabane aveva scaraventato in gol, ma che lo stesso aveva commesso fallo sul numero 5 Dall'Agnol. Falso butta il pallone in avanti, va a saltare l'ombre del partito sino a questo momento, ovvero Canato, che ha disputato una signora partita. All'attaccante si chiedono i gol da lui sono arrivati, ma soprattutto è stato un punto di riferimento in avanti, un giocatore veramente, oltre che alto di altezza, come potete vedere, è il numero 9, per chi non lo sapesse. È veramente una struttura fisica imponente. 2 minuti e 24 secondi, 2-0 il risultato. Eclisse in avanti, che vuole chiudere i giochi, non vuole che il Borgo Valbelluna ritorni nel match. Ottima la difesa del pallone di Salomon, che in precario equilibrio riesce a servire un compagno. Poi ancora Salomon, che ha subito forse fallo proprio nell'occasione precedente. Accorre l'arbitro, il signor Matteo Tonon della sezione di Sandona di Piave, che si accerta delle condizioni fisiche di Salomon Luca, classe 2003, che ha giocato sino a questo momento bene, sembra un po' tramortito, forse la caduta. Vediamo che De Zotti chiede che il giocatore venga soccorso, l'arbitro comunque fa continuare, pallone che il Borgo Valbelluna
cavallerescamente restituisce. Falso. Lancio lungo. Recupera il numero 7 De Luca. Allarga il gioco, cross al centro. Pallone che supera tutti. Supera De Luca, supera anche Canato e poi il Borgo Valbelluna sbroglia, ma non riesce proprio ad imbastire un'azione degna di nota il Borgo Valbelluna. Falso. Canato superato da un Uoche. In scivolata prova a contrarre Marcu. Pallone nelle disponibilità del Borgo Valbelluna con il numero 2 Capacchione, con la Kiwi color verde fluo Tibolla che sostituisce, attenzione, Segat. Poi in qualche maniera pallone buttato in avanti, un Uoche in precario equilibrio spezza la trama offensiva dell'Eclisse. Il Borgo Valbelluna si getta in avanti, spazza Salomon e sembra essersi ristabilito. Chiude bene De Martin. Poi Betz anticipato. Attenzione, può andare avanti, bel gioco di De Luca. Mette Gasperini affrontato, per l'arbitro non c'è nulla. Naturalmente queste decisioni provocano le proteste del pubblico. Contatto troppo leggero per essere visto. Sì. Noi che frequentiamo palcoscenici superiori possiamo dire che questi falli non vengono più fischiati. Abbiamo fatto una ricerca, mi è stato detto che essendo falli non troppo evidenti si cerca di far velocizzare il gioco. Va in pressione ottimamente Ravagnan, entra in area, chiude un Uoche che per una volta si ricorda di essere un difensore centrale degno di tal nome, chiude prepotentemente. Ancora Borgo Valbelluna, si lotta su un fazzoletto, poi colpo di testa di Zezzotti, ancora chiude Uoche. Betz, bello il piattone per il numero 8 De Martin, lancio per Marcu. Falso, recupera protetto da Segat e mette in movimento con un lancio con le mani Gasperini. Poi Salomon, allargato il gioco per il laterale dell'Eclisse, tenta la botta violenta a Telesi, ribattuto. Attenzione questa entrata in scivolata di Segat, poi colpo di testa del numero 8 Ravagnan, recupera il pallone Cazzaro, si appoggia a Gasperini, poi il sinistro a tentare di servire Canato, un Uoche allontana, poi Marcu contratto da Ravagnan, ancora Gasperini, ancora numero 4 Salomon, scusate. Chiedono giustamente calma dalla panchina dell'Eclisse, che è rientrata in campo molto all'attacco. Sì. Quasi troppo, ha anche rischiato di scoprirsi in un paio di occasioni in ripartenza del Borgo. Però Evidentemente il doppio vantaggio non tranquillizza, vorrebbero chiudere anticipatamente i giochi. Così facendo si offre comunque il fianco a eventuali rientri in partita del Borgo Valbelluna. Marcu mette nel mezzo, pallone non raggiunge Betz perché calciato con troppa violenza, lo supera abbondantemente. Si disseta mister Tibolla,
che vede questa partita scivolare via sui binari della sconfitta. Braccia conserte per lui, un po' più agitate, ma mentre Canato sembra non risentire del colpo subito sulla testa, si accascia, si piega. In questo momento poi il pallone in Uoche tenta di servire Marco. Vedete che l'arbitro si vuole sincerare delle condizioni di Canato, che è saltato di testa e probabilmente è stato colpito naturalmente involontariamente dalla testa dell'avversario. Molto probabilmente si trattava di Uoche, che sta disputando una seconda frazione di tutt'altro spessore rispetto alla prima frazione, con interventi efficaci. Ora tenta di appoggiarsi indietro a Paier, si va dalle parti di Mares, lancio lungo, attenzione, sfugge il pallone a numero 2 dell'Eclisse e accorcia le distanze il Borgo Valbelluna, che approfitta dell'errore di Cazzaro, che non è riuscito a controllare il pallone, e al 10° minuto di gioco Valbelluna ha segnato con il numero 11 Pilotti. Ancora una volta Marco in terreno di gioco è protagonista. Un errore difensivo indotto dal campo pesante e subito ne ha approfittato il Borgo Valbelluna. L'avevamo detto, la partita è ancora lunga e ancora molto può succedere. Hai pienamente ragione, caro Matteo. Partita che si è riaperta. Un fulmine a ciel sereno nella difesa dell'Eclisse ha permesso al numero 10 Capitan Pilotti, anzi al 10°, al numero 11 Pilotti, di entrare in area, sfruttare l'errore di lettura di Cazzaro e di trafiggere il falso, che nulla ha potuto. Riaperta la gara, aveva ragione quindi Malerba a lamentarsi di una maggior pressione per non permettere al Borgo Valbelluna di entrare in partita, e partita che si è riaperta. Assisteremo ad almeno una mezz'ora buona, anzi di più, ad una partita bella. Attenzione comunque Eclisse in avanti, che non ci sta assolutissimamente a far rientrare nel match il Borgo Valbelluna. Ci pensa l'arbitro, che ricordiamo essere il signor Matteo Tonon della sezione di Saint-Donat, a interrompere la trama offensiva dell'Eclisse. Pallone messo nelle disponibilità di Salomon, che si appoggia al numero 8 Ravagnan. In qualche maniera la difesa allontana. Poi Cazzaro, numero 7 De Luca, si accentra, trova da questa parte Salomon, ancora De Luca, fa partire un tiro che è comunque contratto e allontanato dalla difesa, soprattutto con un Uoche, che, ricordiamolo, dopo una prima frazione sicuramente insufficiente, sino a questo momento sta disputando una signora partita. Telesi va a lottare, pallone che si perde in fallo di fondo per la rimessa da parte di Mares, che naturalmente accelera i tempi. Non si parte dal basso, costruzione da basso non c'è. Si ragiona adesso in lanci lunghi, palla lunga e pedalare. Va a saltare De Zotti con Betz, chiude Segat che si appoggia falso, poi il pallone in qualche maniera con un batti e ribatti giunge ancora Segat, che allontana, va a saltare un Uoche a vuoto, pallone che di un non nulla non giunge agli attaccanti dell'Eclisse. Poi Betz da questa parte, il Borgo Valbelluna ci crede, attenzione, pallone sul numero 7 Marco, che viene rimontato, e un Uoche che va a lottare con il migliore della partita. Si tratta
di Canato, che ha realizzato sino a questo momento una doppietta al primo minuto di gioco, al 22esimo. Ha accorciato le distanze ai piloti per gli ospiti al 10° che ha approfittato dell'errore di Cazzaro. Segat, lancio lungo, va a saltare Uoche, prende il pallone, il Borgo Valbelluna lo recupera, c'è un corpo a corpo tra il numero 7 Marcu e il numero 3 Gasperini. Calcio di punizione per il Borgo Valbelluna, pallone in avanti, Segat ci arriva ma non allontana efficacemente la minaccia, e poi ancora Marcu, si produce un bel gioco di gambe, poi fa partire un sinistro che si perde a lato abbondante della porta difesa da falso. 14esimo, ricordiamo il risultato 2-1 per chi si fosse messo in ascolto, in visione in questo momento. Betz va a disturbare Dall'Agnol, poi in qualche maniera riesce a recuperare il pallone, resta in attacco il Borgo Valbelluna. Non ci sono stati cambi sino a questo momento, prova adesso l'Eclisse a difendersi. Colpo di testa di Betz, attenzione, di tacco, scusate, bel tocco che intendeva servire i Pilotti, poi Gasperini in collaborazione con Segat allontana, ma è ancora Borgo Valbelluna in avanti che ci sta credendo. C'è un fuorigioco, non c'è la richiesta di cambio. Vediamo che il DS De Martin ha pronta la lavagnetta, ma è ancora di là da venire la sostituzione. Si gioca il 15esimo. Partita riaperta, no Matteo? Dopo la rete subita, l'Eclisse sembra essere andato un po' nel pallone. Borgo Valbelluna sta acquisendo fiducia e anche metri sul campo. La partita dell'Eclisse è un bivio. Adesso bisogna decidere se chiudersi a difesa del gol di vantaggio oppure provare a cambiare per tornare all'attacco. Intanto la prima ammonizione dell'incontro. Prima ammonizione dell'incontro che giunge al 16esimo della seconda frazione. Viene ammonito il numero 8 De Martin per il fallo ai danni del numero... Doppia sostituzione per noi, esce con il numero 8 Ravagnan. Esce intanto Ravagnan per l'Eclisse Careni Pievigina, sostituito dal numero 19 ed entra con il numero Del Prete. 19 Del Prete. Esce con il numero 11 Telesi. Esce anche Telesi al 17esimo. Ed entra con il numero 20 Fogliano. Ammonito intanto De Martin, che aveva commesso fallo appunto sul numero 8 Ravagnan, che non vedremo più perché è stato sostituito dal numero 19 Del Prete, mentre Telesi ha lasciato il campo a Fogliano. Non dovrebbe cambiare nulla nello scacchiere di Malerba. Sul pallone De Zotti e Canato, capitan De Zotti. Ricordiamo che nell'Eclisse non gioca perché squalificato Ianco. 18esimo. Sembra incaricato della battuta De Zotti con il suo sinistro a giro. Siamo sulla 3/4, attenzione. Parte De Zotti, c'è la deviazione della barriera, soprattutto dei Pilotti, che rimane tramortito, ma che riesce comunque a recuperare.
mentre ci giunge notizia del raddoppio del Conegliano con il gol di Colombi. Ci sarà un cambio anche nelle file del Borgo Valbelluna dopo l'esecuzione, presumo, di questo calcio d'angolo. Carica della battuta De Zotti, ancora De Zotti, mette nel mezzo, c'è una mischia furibonda, poi ribatti davanti all'area, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco di Segat che aveva tentato la via della rete con un colpo di tacco, poi nel batti e ribatti è rimasto a terra e quindi in posizione di offside, segnalato dall'assistente, il signor Matteo Baldo, assistente numero 2, mentre un doppio cambio anche nelle file del Borgo Valbelluna. Sostituzione per il Borgo Valbelluna, esce con il numero 10 Fabiane ed entra con il numero 19 Fanter. Quindi esce il numero 10 Fiabane ed entra con il numero 19 Fant. Altra sostituzione per il Borgo Valbelluna, esce con il numero 4 Sitta ed entra con il numero 15 Bertoncello. Doppio cambio anche per T-Ball, esce Sitta che fa spazio a Bertoncello e esce Fiabane che lascia spazio a Fant, mentre un timido Sole sembra fare capolino qui a Pieve di Soligo, dove ci sarà sicuramente il lavoro per l'addetto al campo. C'è anche un bellissimo arcobaleno a fare da sfondo a questa partita. Dunque, De Zotti, mamma mia come c'è arrivato un Walker, però si sbilancia troppo il Borgo Valbelluna, c'è spazio per il neo entrato che consegna il pallone ma non riesce a capitalizzare l'Eclisse Careni Pievigina e il vantaggio numerico. Troppo timida questa palla al centro, a metà. Sì, praticamente è arrivata tra i due giocatori dell'Eclisse, sì. Mentre Betz si produce in una... Mentre possiamo dire che il signor Nwoke sta disputando un secondo tempo a dir poco favoloso, le sta prendendo tutte. Dopo una prima frazione che ci ha veramente ci ha anche indispettito, almeno personalmente. Una seconda frazione fatta con tutti i crismi. Borgo Valbelluna che è rientrato in partita sfruttando un errore di Cazzaro e che ora sta premendo sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Un Walker lotta con l'autore della doppietta Canato, è ancora Eclisse, corsia di destra, si ritorna all'indietro, gli ruba Cazzaro, gli viene rubato il pallone e poi De Zotti che lo sradica dall'avversario, poi tenta di mettere in movimento il numero 7 De Luca. Adesso il Borgo Valbelluna è nettamente a trazione anteriore con l'ingresso dei due nuovi attaccanti e di conseguenza abbiamo già visto nelle ultime due azioni si è molto sbilanciato offensivamente. Chissà che l'Eclisse non riesca a trovare l'imbucata giusta per infilarli in contropiede. Sì, il cliché della partita che sembra ben definito, ovvero con il Borgo Valbelluna proiettato in avanti alla ricerca del pareggio dopo aver dimezzato lo svantaggio e Eclisse che può usufruire di eventuali praterie in avanti che voglia o non voglia il Borgo Valbelluna dovrà pur concedere. Con l'entrata dei due nuovi giocatori, in effetti si vede un Borgo Valbelluna che sta pressando maggiormente e sta recuperando palloni, ha alzato il proprio baricentro.
spingendosi in avanti Betz, che è il terminale offensivo da parte del Borgo Valbelluna. Non accelera la pratica De Zotti, ma ragiona. Poi c'è un fallo giustamente fischiato dall'arbitro di De Luca per una spinta verosimilmente su Zanolla, che opera nella corsia naturalmente dall'altra parte rispetto alla prima frazione. 24 minuti della seconda frazione, 2-1 per l'Eclisse, che, attenzione, una botta violenta del numero 7 Marcu, che ci ha provato da lontano, ha fatto buona guardia, Falso che sbaglia completamente il rinvio, Betz non chiude il triangolo adeguatamente con il neoentrato Fant, aveva recuperato il pallone Pilotti. Errori comunque da una parte e dall'altra, vuoi per il terreno, vuoi per il fatto che inizi anche a serpeggiare una certa paura. A saltare Canato, pallone poi recuperato da Del Prete in qualche maniera e consegnato al numero 7 da Canato stesso, consegnato al numero 7 De Luca, che fa partire un destro debole controllato efficacemente da Mares, non aggancia Del Prete, che opera davanti a Malerba, che può essere soddisfatto sino a questo momento della prima frazione dei suoi, un po' meno nella seconda. Attenzione, fallo netto di Cazzaro, che ha travolto affossandolo De Martin, e situazione invitante per l'Eclisse. E scusate, per il Borgo Valbelluna, con una punizione centrale leggermente spostata sulla sinistra di Falso. Non ho visto chi è incaricato dell'esecuzione. Comunque sta di fatto che c'è una ghiotta occasione per il Borgo Valbelluna, con questo calcio di punizione dai 18 metri. Quasi 20. Vediamo chi sarà incaricato della trasformazione. Tutto è pronto per l'esecuzione. Parte il destro, il pallone che sibila sulla sinistra di Falso, tiro di Marcu, non inquadra per fortuna dell'Eclisse lo specchio della porta, il pallone che si perde sul fondo. Il Borgo Valbelluna deve sfruttare meglio queste palle inattive, né? Assolutamente, soprattutto i calci d'angolo di inizio secondo tempo, avendo a disposizione la torre di Betz, avendo a disposizione anche lo stesso Onwuoke, potrebbero nascere occasioni succulente da queste situazioni. Sì, decisamente. Segat, che sbaglia il dosaggio e l'impatto con il pallone che viene regalato al... Brutto comunque vedere che un giocatore chieda la munizione per un altro collega. Nel caso specifico si trattava di Canato, che ha chiesto che venisse ammonito in Onwuoke, che, ricordiamolo, ad un primo tempo insufficiente stava facendo una seconda ripresa sicuramente da 7, quindi 7-5-12, tu mi insegni, fratto 2-6. Sì, tra l'altro un fallo ben speso, perché altrimenti Canato sarebbe stato 1 contro 1 con un altro difensore, poi avrebbe avuto solamente il portiere davanti. Ancora Eclisse in avanti, De Zotti, siamo sulla corsia di destra per Del Prete, numero 20, anzi scusate, era Fogliano. Oltre ai campi, nell'intervallo sembra essersi invertito anche il livello di precisione delle due squadre, un'Eclisse molto più fallosa e invece
un Borgo Valbelluna molto più attento, molto più sul pezzo. Concordo con la tua analisi. Borgo Valbelluna, che naturalmente rinvigorito da aver dimezzato lo svantaggio, si getta in avanti con più vigoria fisica. Gasparini allontana la minaccia, Canato in Uoche. Questa è una sfida tra titani. Poi Canato con una mossa da catch, si direbbe, La maglia. Neanche ammonito. si aggrappa a Capacchione e lo trascina a terra, ma veramente lo scontro bellissimo da un punto di vista fisico, quello tra Enwalker Richard e Canato Filippo. Ormai sembra che Gasperini perde il pallone, Pilotti lo butta nel mezzo, allontana la difesa e poi ottimo gioco dei gambe di Di Martin che serve sulla corsia di sinistra Zanolla e allarga il gioco a favore di un compagno che perde malamente il pallone, comunque alimenta Payer che butta nel mezzo, va a saltare un giocatore dell'Eclisse che sembra ricevere un calcione da qualcuno, ma non è di questo avviso l'arbitro. Spinge ancora sull'acceleratore il Borgo Valbelluna, si infrange sulla difesa, poi Fogliano, anzi no, scusate, Del Prete, che deve entrare maggiormente in partita. Si arrabbia Malerba, che voleva l'assegnazione di un calcio di punizione nell'occasione precedente del Borgo Valbelluna. Nervi tesi da una parte e dall'altra, come si confà in questo tipo di partite. Intanto Marco, aggiornamento importante nelle zone di medio-bassa classifica. Oltre al 4-1 del Borgorico sulla Piovese, intanto fischio. Un fischio che io non capisco. Viene ammonito intanto Malerba per proteste verbali. De Martin sembra fare da pacere. È stato fischiato un fallo a Canato che assolutissimamente mi sembra di poter dire non ci fosse. Si dispera a Canato dopo aver recuperato il pallone per una possibile, mentre ci sono cambi da una parte e dall'altra. Si alza il livello degli scontri. Esce il numero 7 De Luca ed entra il numero 17 Faraon. Ed entra con il numero 17 Faraon. Anche provvede a dei cambi il Borgo Valbelluna. Per il Borgo Valbelluna esce con il numero 7 Marcu ed entra con il numero 18 Crestani. Altra sostituzione per il Borgo Valbelluna, esce con il numero 5 Enwalker ed entra con il numero 13 Garpuglio. Hanno sostituito proprio Walker. Credo che per preservarlo, perché naturalmente in questi 33 minuti della seconda frazione, dato tutto, sembrava leggermente in difficoltà con Canato che sembra essergli superiore da un punto di vista fisico. Sì, ha anche rischiato nell'ultimo contatto, nel caso in cui il fischio fosse stato a parti invertite, essendo già ammonito. Sarebbe scattata la seconda ammonizione, quindi l'espulsione. Non abbiamo capito se l'arbitro ha visto un fallo precedentemente. Sta di fatto che a farne le spese, oltre che a Canato, che si è visto negare una punizione, anche Malerba è stato ammonito. 33 e 39 secondi. Segat spara in avanti. Esce bene con il pallone il Borgo Valbelluna. Segat in qualche maniera allontana la minaccia. Però è un Borgo Valbelluna che le sta tentando tutte in questa seconda frazione di recuperare lo svantaggio. Lo ha dimezzato con il gol di Pilotti al 10°. Poi ha
prodotto una pressione maggiore rispetto a quella dell'Eclisse, che non che si sia seduta, ma che si è vista la reazione del... Intanto Falso ci impiega un po' prima di controllare il pallone, fa trascorrere secondi preziosi, 10 minuti e poco più alla fine, salvo recupero. Ancora Eclisse. Salamo tenta di mettere in movimento il numero 19 del Prete, non ci riesce, guadagna metri e se ne accorge l'arbitro, che fa retrocedere il giocatore incaricato della rimessa in gioco. È un Borgo Valbelluna che non ci è piaciuto nella prima frazione, ma che nella seconda frazione ha fatto vedere un altro tipo di calcio, no Matteo? Assolutamente. L'intervallo è servito, il problema è Sì. che adesso devono cercare il guizzo decisivo. Percussione di Canato che supera di slancio il proprio difensore, poi all'ultimo viene rimontato dal difensore del Borgo Valbelluna prima di calciare a rete. Garbuio appena entrato, tra l'altro. Garbuio appena entrato Subito decisivo. ha sfruttato sicuramente la maggior freschezza fisica. Abbiamo visto infatti Canato piegato un po' sulle gambe alla ricerca di quel respiro per recuperare il fiato. Ancora viene chiamato in causa, riesce a prolungare di testa ma non c'è nessuno alle spalle, poi butta il pallone in avanti l'Eclisse. Il cross al centro, non salta nessuno, il pallone giunge da questa parte a Del Prete che ha il problema di girarsi, poi i difensori del Borgo Valbelluna recuperano, difficoltà a buttare il pallone in avanti, recupera De Zotti, cede al numero 17 Faraon che tenta la via della rete con un destro da dimenticare. Un po' egoista in questo caso Faraon. C'era il compagno Gasparini pronto a ricevere in area, ha preferito calciare. Sì. L'ex conegliano. Sono pienamente d'accordo con te. Va a saltare Bez, lo sovrasta comunque De Zotti che ha disputato una signora partita da un punto di vista del sacrificio. Attenzione, ancora Borgo Valbelluna in avanti, sta per entrare in area, si allunga forse troppo il pallone, è rimessa dal fondo, sì. È un po' sulle corde l'Eclisse quando spinge con maggior veemenza il Borgo Valbelluna. 8 minuti alla fine, intravede il traguardo Malerba, ma tra il sogno e la vittoria sembra che ci sia perlomeno una strada in salita. Può dirsi contento della reazione Tibolla. Ancora Del Prete, mette in movimento Gasperini che probabilmente metterà nel mezzo, così è, non ci arriva, di un soffio Canato, superato dal pallone. Ancora De Zotti che distribuisce da par suo il pallone. Del Prete dialoga con Gasperini, sovrapposizione del Prete, esterno debole che intendeva servire Canato, e poi scontro fisico, si rialzano tutti, non c'è niente. E sta cercando il gol per chiudere la partita l'Eclisse. Sì, ma deve farlo con maggiore insistenza, perché abbiamo visto che quando il Borgo Valbelluna spinge sull'acceleratore i brividi arrivano. Bravo. Bellissima questa percussione del numero 7, anzi no, del 2, si trattava di Cazzaro, che alterna ottime cose ad altre meno buone. Salomon mette in movimento del Prete che non ci arriva. Inizia a essere un po' stanca l'Eclisse. Sì. Comincia a mancare la lucidità. Mentre altro cambio nelle file del Borgo Valbelluna.
esce il numero 2 Sostituzione Capacchione. per il Borgo Valbelluna, esce con il numero 2 Capacchione ed entra con il numero 14 Bedont. Esce Capacchione ed entra Bedont, classe 2007. Tenta il tutto per tutto Tibolla. 5 minuti alla fine delle ostilità più recupero. Segat mette giù il pallone, poi serve del Prete che allarga per il numero 17 Faraò. Ancora Faraò che riceve il pallone di petto, si porta avanti il pallone, dialoga con Canato e spalle alla porta, rimontato. Va a lottare Canato, non permette il gioco fluido all'Eclisse, poi buona la chiusura da parte del numero 5 Dall'Agno il Marco, classe 2002. 5 minuti alla fine dell'ostilità più recupero, cosa ti aspetti in questi ultimi 5 minuti? Un Borgo Valbelluna totalmente all'attacco, ha inserito tutti gli attaccanti che aveva in panchina mister Tibolla, di conseguenza insomma vediamo se riusciranno a creare le occasioni necessarie. Intanto un'uscita di falso dei pugni ad allontanare la minaccia e poi controlla malissimo il numero 15 Bertoncello Giulio, che a 20 anni controlla il pallone con il braccio. Anche in questo caso l'obiettivo era mettere una palla in mezzo per Betz, che però negli ultimi minuti mi sembra anche lui un po' stanchino. Caro Matteo, Betz Ivo, classe 1980. Sì. Noi, almeno il sottoscritto è classe del 1972, ma dopo un quarto d'ora io sarei già con le 4 frecce accese. Credo che Betz, un lottatore, sia anche in debito di ossigeno, però sì, è sempre importante questo giocatore. De Zotti si appoggia a Salomon, ancora Salomon, pallone per Gasperini, c'è il libero a sinistra del Prete, eccolo servito. Gasperini, sovrapposizione, pallone nel mezzo, troppo basso, si dovrebbe cercare di più la capoccia di Canato. Sì, ancora un pallone a metà tra Canato e Faraon, sì. che non è riuscito ad arrivare da dietro. Decisamente scelte non proprio efficaci, soprattutto negli ultimi 16 metri. E comunque la fascia sinistra rimane la più percorribile per l'Eclisse. È la terza quarta volta che arrivano sul fondo. Signori, abbiamo un certo Gasperini che te lo raccomando. Questo è uno che la corsia la fa 100 volte in una partita. Canato che sembra controllare con il braccio, non è di questo avviso l'arbitro. Proteste vivaci da parte del Borgo Valbelluna. Gasperini dialoga con ancora Gasperini, si gira, poi forse si trascina sul fondo il pallone, così è. Vibrate le proteste del Borgo Valbelluna per un fallo di mano di Canato non ravvisato dall'arbitro. Mares, che nel primo tempo ha corso più di un pericolo oltre i 2 gol subiti, una seconda frazione non dico tranquilla, ma sicuramente meno apprensiva rispetto alla prima, a dimostrazione che l'Eclisse non ha spinto a dovere, forte del doppio vantaggio, ma poi quando il Borgo Valbelluna ha dimezzato lo svantaggio, ha prodotto una maggior pressione. L'Eclisse è andata in contropiede sino a questo momento, però non in maniera azzeccata. Altro cambio si prospetta nelle file dell'Eclisse, o forse no, ci sarà la segnalazione del recupero. Il pallone per il numero 11 Pilotti, che fa partire un destro disinnescato con efficacia da falso, che si riscatta ampiamente. Occasione per il Borgo Valbelluna, che chiude sicuramente in avanti e in maniera migliore questa ripresa rispetto all'Eclisse. Ed occhio al calcio d'angolo, perché Palla inattiva, altra occasione sul numero 8 De Martin,
che scodella nel mezzo, vanno a saltare tutti, pallone che viene allontanato in qualche maniera ma rimane sempre nelle disponibilità del Borgo Valbelluna e poi viene atterrato un giocatore dell'Eclisse. È andato completamente a vuoto Pilotti, che sembrava essere saltato puntuale per ricevere il pallone dal corner, invece per fortuna dell'Eclisse l'ha mancato. Sì, occasione anche questa da registrare per il Borgo Valbelluna, che vedremo quanto tempo avrà a disposizione per ristabilire gli equilibri, quanto tempo avrà a disposizione, o meglio, sarà di sofferenza per l'Eclisse. Ancora in avanti il Borgo Valbelluna che lotta, 4 saranno i minuti di recupero, si chiuderà quindi al 49esimo. Pallone scraventato in avanti, finirà sicuramente in apnea l'Eclisse, anche se fa rifiatare Mares sparacchiando il pallone in fallo laterale. Chiede che venga inviato nello stesso in campo l'arbitro, ce ne sono 2, non si può. L'arbitro fa notare che il pallone è un dettaglio importante per il gioco, rimessa in gioco da parte dell'Eclisse. Farao poi ancora sembra uscire bene, invece perde il pallone, fa portare il tiro, palo pieno su un destro violento di Canato a pochi centimetri dal match, dal chiudere i conti. Ha bisticciato con il pallone De Martin, è intervenuto Canato che ha fatto partire un destro violento sul quale Mares non poteva far nulla, ma l'Eclisse e il Borgo Valbelluna è stata salvata dal palo. Legittima il vantaggio l'Eclisse con questo palo di Canato, che ora va a rincorrere. Per fortuna Mares sembra vestire i colori dell'Eclisse, perché non si spiega altrimenti questo rinvio maldestro. E rimessa in gioco mentre si gioca il 46esimo e 50 secondi, poco più di 2 minuti alla fine della partita. Qui sembra in fuorigioco Betzman, l'arbitro, ma l'assistente dice che si può giocare anche perché il pallone è uscito precedentemente. Sembra addormentare la partita adesso l'Eclisse. Poi un fallo che l'arbitro vede. Questa può essere una delle ultime opportunità Sì. per il Borgo Valbelluna. Sì. 1 minuto e 30 secondi alla fine. Mares spara il pallone in avanti, vanno a saltare tutto, interviene il Borgo Valbelluna e poi il pallone che Segat mastica, ma che con l'aiuto di De Zotti riesce ad allontanare. Ancora Mares chiede ai suoi di andare in avanti, c'è 5 attaccanti lì in avanti, vanno a saltare tutti, poi Gasperini allontana la minaccia con un colpo di testa, ma è un batti ribatti ancora Borgo Valbelluna, il numero 8 De Martin, e poi esce palla al piede Gasperini che mette in momento Canato, che viene strattonato a terra dal difensore, ma per l'arbitro è tutto regolare. Troppo leggero il contatto. Sì. Si gioca sui nervi. Poi Canato va in pressing, ma ormai anche lui non ne ha più, ha dato tutto. Incespica sul pallone il numero 4 Salomon, forse uno dei pochi errori della sua partita. Riconsegna il pallone al Borgo Valbelluna, che può andare sulla corsia di sinistra. Si accentra un giocatore che poi va a terra, ma non c'è nulla. Ottimo intervento di Faraoni in questo caso. Cazzaro sul pallone, attende l'incursione del proprio compagno, il pallone poi giunge a Canato che aspetta che arrivi Faraon e poi lo stesso fa partire un tiro. E in questo momento il signor Matteo Tonon della sezione
di Saint-Donat sancisce la fine delle ostilità. Vince meritatamente l'Eclisse Careni Pievigina per 2-1, che nel computo dei 90 minuti e passa ha sicuramente fatto vedere maggiori cose rispetto ad un Borgo Valbelluna rinunciatario nella prima frazione, sicuramente più propositivo nella seconda, ma non è bastato. Vince il l'Eclisse Careni Pievigina per 2-1, le reti messe a segno dal primo minuto di gioco da Canato al 22esimo, lo stesso ha raddoppiato, ha accorciato le distanze il numero 10 Pilotti al decimo della seconda frazione su errore di Cazzaro, ma poi il risultato è rimasto invariato. Eclisse Careni Pievigina 2, Borgo Valbelluna 1. Commento finale, Matteo? Sarai d'accordo con me sull'assegnare il premio virtuale come uomo partita a Canato, dall'altra parte un ottimo Pilotti, però un Eclisse che merita di festeggiare, pure con la coreografia. Sì, ogni qualvolta vincono c'è questo giochetto. Ombre del partito, come detto il collega Matteo Archimede Canato, ci sentiamo di condividere appieno la sua affermazione e noi cediamo la linea allo studio per i comunicati commerciali. Eclisse, sistemi per porte scorrevoli a scomparsa. Scopri le innovazioni che fanno la differenza su www.eclisse.it.